Una mappatura dei capannoni industriali distribuiti tra le province di Padova e Treviso. 32.000 i fabbricati censiti sui 92.000 presenti in Veneto, che ricoprono 41.300 ettari in oltre 200 comuni, ovvero il 18,4% della superficie consumata, con un 12% di spazi dismessi e inutilizzati. Tutti i dati inseriti nel geoportale Capannoni On-Off, nato su iniziativa di Assindustria Veneto Centro in collaborazione con le Camere di Commercio di Padova e Treviso e con il consorzio BIM Piave. L'obiettivo proprio di capire l'utilizzo di queste aree, di questi capannoni, quindi se sono attivi o meno, il codice Ateco, quindi anche la destinazione e anche tutte le infrastrutture alle quali questi sono collegati. Viene fornito uno strumento che agevolerà quell'indirizzo di sostenibilità e di rigenerazione che è diventato un po' indirizzo fondamentale non solo degli enti pubblici ma anche di chi fa imprese. Migliaia i dati caricati nel database consultabile sul portale, che punta a favorire i progetti di trasformazione e rigenerazione degli immobili, valorizzando al meglio il patrimonio esistente anche per i futuri insediamenti produttivi. C'è la richiesta, c'è una richiesta molto importante di logistica e poi un territorio come il nostro, che è vocato alle esportazioni, ha bisogno di questi spazi. C'è un altro aspetto che è molto importante, che nei capannoni abbandonati a volte c'è il rischio che siano deposito di rifiuti tossici o di rifiuti che costa a smaltirli e quindi che vengono abbandonati. Quindi anche dal punto di vista della legalità diamo una mano alle forze dell'ordine perché il territorio sia controllato. Abbiamo molti capannoni, ma molti sono inutilizzati e degradati. Quindi sarebbe interessante anche a fronte di non utilizzare ulteriore suolo, di poter utilizzare gli edifici esistenti. Un progetto pilota che parte dalle due province maggiormente produttive del Veneto, ma che potrebbe essere esteso a tutta la regione. Questo progetto, che presenta un Atlante estremamente contemporaneo, in piena linea col PNR, che parla di sostenibilità e innovazione digitale, va incontro a questa esigenza. È una sperimentazione, ma che ritengo assolutamente necessaria esportare su tutto il nostro territorio veneto.